borsa da record con 100 tour operator da 36 paesi, tra cui 3 new entries: Australia, Brasile e Slovenia. Numeri che vanno a braccetto con i dati positivi del 2014, più 3% di arrivi e presenze in Emilia-Romagna, con 2,4 milioni di arrivi e 5 milioni di presenze nelle 8 città d'arte della regione. Apre così la 19ª edizione della Borsa delle 100 città d'arte, che si tiene a Bologna dal 29 al 31 maggio al Palazzo dell'Archiginnasio in Piazza Galvani. Una manifestazione che quest'anno punta non solo su arte e cultura, ma anche sull'enogastronomia, cioè uno dei principali fattori di attrazione per i turisti in Italia, oltre che tema principe dell'Expo. 19ª Borsa del Turismo, l'associazione Confesercenti in prima linea per promuovere questa iniziativa. Certamente, anche perché l'attività di promo-commercializzazione turistica è un'attività fondamentale per aumentare i numeri del nostro turismo e per riuscire a realizzare delle performance ancora migliori rispetto a quelle attuali, anche se già nel 2014 abbiamo avuto un risultato positivo e soddisfacente, con un aumento sia dal punto di vista della domanda italiana che della domanda estera. Siamo a più 2,3 e al più 4% per quanto riguarda la domanda estera. È aumentato anche leggermente il tasso di occupazione delle camere negli alberghi, quindi il risultato, e soprattutto siamo arrivati a un record per quanto riguarda il 2014, abbiamo superato i 5 milioni di presenze annue per quanto riguarda il turismo culturale in Emilia Romagna, quindi un risultato più che soddisfacente, che è legato anche a manifestazioni come queste, che portano tutti gli anni centinaia di operatori e tour operator della domanda internazionale nella nostra regione. Expo è un'occasione, poi dal punto di vista dei numeri io preferisco guardarli alla fine, perché è comunque una sfida, cioè è vero che arriveranno in Italia, soprattutto a Milano, milioni di visitatori italiani e stranieri, è anche vero però che la sfida è tutta da giocare, cioè riuscire a fare in modo che chi programma una presenza in Italia all'Expo riesca, oltre a visitare Milano e il circuito classico delle grandi città d'arte, riesca ad arrivare anche alle nostre città d'arte. È un compito impegnativo, noi cerchiamo di svolgerlo fino in fondo, però sui numeri io sono prudente, bisogna guardare alla fine poi quale risultato otterremo, tenendo presente che le variabili in campo sono molte. Presentata in regione dai suoi organizzatori Confesercenti APT, Unione Prodotto Città d'Arte, Comune di Bologna, Camera di Commercio, in collaborazione con Enit, Unicredit e Assicop, la Borsa del Turismo parte con ottimismo, puntando a migliorare le buone performance dell'anno scorso e approfittando anche dell'opportunità di Expo, ha spiegato l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini. Ma noi ci aspettiamo un ulteriore impulso alla crescita di questo importante prodotto turistico della nostra regione, un prodotto che, proprio perché è costruito in rete, promosso in rete, ha fatto registrare negli ultimi anni un trend di crescita significativo, in controtendenza rispetto agli altri prodotti turistici regionali. Quindi 2,5 milioni di arrivi, 5 milioni di presenze, un tasso di crescita annuo del 3%, sono dei dati assolutamente incoraggianti, e credo che attraverso la Borsa delle Città d'Arte nel prossimo anno potremo avere ulteriori risultati di incremento. Il prodotto delle città d'arte è un prodotto che eleva il rango internazionale dell'offerta turistica regionale, siamo nell'anno di Expo e quindi ci aspettiamo un ulteriore incremento nel 2015. Le città d'arte dell'Emilia-Romagna nel 2014 hanno visto un incremento di flussi del 3%. La stagione ha chiuso con numeri veramente importanti e sono cresciute sia la domanda interna che quella straniera, con il 39,5% di turisti che arrivano da fuori e il 60,5% dall'Italia. Bologna resta in vetta come meta per gli stranieri.
È molto ottimista anche il presidente dell'Unione Prodotto Città d'Arte, Graziano Prantoni, convinto che i 5 milioni di presenze in realtà siano di più, dato che nella ricerca non si contano coloro che dormono fuori città e visitano i capiluoghi e nemmeno tutti quelli che, andando in vacanza a Rimini, approfittano per fare un giro anche in un'altra località artistica. Devo dire che i turisti in questi anni sono profondamente cambiati, nel senso che il turista non viene più per vedere, per visitare, ma viene per vivere un'emozione, per portarsi a casa un ricordo, per respirare l'aria che le nostre città sono in grado di trasmettere. Un'aria che è fatta di cultura, di tradizione, che è fatta di enogastronomia, che è fatta di ospitalità. Questi sono gli elementi che noi non dobbiamo perdere, sempre di più dobbiamo valorizzarli, e questo ci aiuterà ad essere sempre competitivi in un mercato che è complicato e difficile, ma che offre grandi opportunità. È molto prematuro, ma si può fare una prima stima di quello che è accaduto in questi giorni di Expo in Emilia-Romagna? Ma noi abbiamo un dato che effettivamente è ancora un dato iniziale, perché forse riusciamo a legarlo di più nella stagione più estiva, nel momento in cui si va verso l'arrivo di turisti che permangono qualche giorno in più nel nostro territorio. Ma abbiamo un dato positivo che dice siamo in fase importante di incremento. Devo dire che il 2014 si è chiuso bene, lo dicevo prima, 2.500.000 arrivi, 5 milioni di presenze. I primi mesi del 2015 stanno continuando con un segnale di incremento positivo, per cui forse ci sono le condizioni per raccogliere un buon risultato. Bisogna essere all'altezza, non fermarsi mai nel valorizzare ciò che siamo, ciò che abbiamo e ciò che soprattutto vuole provare un turista. Quali sono esattamente le aspettative? Ma le aspettative sono che soprattutto i turisti che vengono da lontano, piuttosto che soggiornare a Milano, possono soggiornare nelle nostre città, perché le nostre città sono oggi collegate dal punto di vista dell'alta velocità, dal punto di vista anche della viabilità, in maniera molto rapida e molto efficace con Milano, per cui potrebbe essere che raccogliamo dei frutti importanti. Questo è l'auspicio e il lavoro che stiamo facendo. Sulla necessità di sostenere la manifestazione, ma anche le imprese del settore, è intervenuto il Deputy Regional Manager del Centro-Nord di Unicredit, Luca Lorenzi, il quale, oltre a confermare la sponsorizzazione della borsa, ha annunciato un'operazione per le filiali di Emilia-Romagna, Toscana e Marche. L'istituto, ha dichiarato, ha deciso di destinare 400 milioni di euro per favorire l'accesso al credito delle imprese turistiche di queste regioni, e per questo sono in preparazione mutui e bond turistici. Non solo consideriamo che il turismo è uno dei volani dell'economia di questo paese ed è importante per tutto, però quest'anno abbiamo un specifico progetto di investimento sul turismo, si chiama Unicredit for Tourism, è un progetto che si sviluppa su un paio di esercizi, quindi verrà a intaccare anche i prossimi 2 anni, ed è un progetto importante perché prevede molte risorse specificatamente allocate nel settore del turismo, quindi ristoranti, alberghi, luoghi, pizzerie, bagni al mare, insomma tutti quei luoghi che creano un turismo così polimorfo in Italia. E a questo punto posso dire che insomma stiamo organizzando un convegno importante a Cervia per il 26 di maggio, dove verremo ad approfondire queste tematiche, perché ci sono fondi importanti, come vi dicevo prima, a disposizione di una regione come quella dell'Emilia-Romagna, che si dovrebbe allocare intorno ai 200 milioni di euro, quindi una cifra importante che serviranno, noi speriamo, insomma ci auspichiamo tutti quanti, per rinnovare anche l'offerta turistica delle strutture alberghiere e ristoratrici di questa regione, e allinearci un po' di più forse rispetto agli standard una domanda internazionale che è sempre molto attenta, molto sfidata.